Però anche se lo mette là il movimento è troppo, la di notte è troppo. Capito? Come un calmante dovrebbe prendere, capisci? Si muove troppo. È come una bocca iperattiva. Capito? Ho capito. Quindi deve fare uno tipo stretching, però lei deve farlo. Ormai oggi hanno trovato queste cose. Non gli ha mangiato questo, no? Il suicidio, si è lanciato nuovamente. Che cielo, un bel fresco oggi, Ho trovato le pesche, quelle che piacciono a me, a 1,99 € in offerta. 4 euro costa 5 euro la conta. Da qui, vero? Sì. Da qui? A destra.
senza perderci. Come hai fatto? Ho guardato un attimo. Ma perché col totò? Sì. Ma come mai così dritto? Perché questa porta a G. A destra invece porta verso casa. A destra verso casa. E dritto verso, da là dritto verso Cagliari. Ok. Cagliari Porto. È quella che abbiamo preso, neanche me ne sono accorta. Perché sono strade che comunemente facevamo prima. Quindi dritto. Sì, Guarda porta al qua. patronato. E possiamo venire anche a casa da qui dritta, per più lontano. Più lontano. Sai come le è venuto a voler di mangiare? Perché c'era la cacca di un uccello. Non era a mangiare, si è svegliato la fame. Ma non muore mia figlia, è vero? Ma no. Adesso gli fanno tipo una palestra che si fa per quando abbiamo problema di osteoporiosi. E l'ha detto, tu dico, ma poi questo problema? Gli trema la bocca di notte, capito? È un fatto psicologico? Sai che no. Pure io so che c'è gente che li trema anche in Perù, So che sono delle persone. di qua dritto? Sì. E i denti li zigrinano. Li senti Nel sonno, sì, sì. Sì, ma il problema non è tanto quello, è che si è bloccata la bocca, non si va ad aprire. Invece io dormo con i denti chiusi. Grazie a Dio tu non hai quel problema e nemmeno io. Noi non abbiamo quel problema. Loro sì. Dunque, ma- da qui dritta, Ma ne abbiamo brutti. altri problemi sì, imparano a crescere le persone. Quando hanno un problema di salute, sì, diventano molti più egoisti. Pensano solo a loro, non pensano a tutti. MD, guarda che è grande, enorme questo MD. Non siamo mai venuti, vero? No. Però ora arriva il caldo, pazienza, andiamo dritti. Però ricorda che vogliamo vedere questa MD grande. Anche perché è più facile venire qui che andare via le Marche. No, è piccola, non serve a niente, fa schifo. Allora, da qui, dritta? No, devi fare rotatoria a sinistra. Ah, di là verso sinistra per Santa Gina? Sì, devi fare. Ah, quello se lo seguo con la macchina? Sì, devi fare questa rotatoria. Questa. Pensavo che era di là. No, E da qui? questa. E Come per andare a casa? E da qui si va è là! C'era Felipe. Io non sarei mai arrivato. Tu senza Tonton saresti arrivato. non so, non lo guardavo. No, senza Tonton saresti arrivato. Me la ricordavo però, che è dritto porta a Gina. Basta un nulla che si infiamma la gola mia. Sulle 131 avevo tutto aperto. E poi ho lavato i capelli con acqua calda. Non erano molto, non l'ho asciugata col fuoco. Oh, non avevo voglia di fuoco questo corpo. Mica questo caldo. Mi hijita mi fa pena, però cosa possiamo fare? Il dolore per tutti, uguale per tutti. Non è che tu muoio, sì. Cazzo. Cioè che lei non si è svegliata quando poteva
Anche là si sono allargati, hai visto? Tanto. È per il forte caldo, vero? Quindi sono venuti a prendere. Ospedale, vai andata. Questo non lo so, forse non so, lo sai tanto. O ha preso un taxi perché lì gli Uber costano 10 euro. Forse aveva preso un Uber che la porta. Però lei non poteva parlare, quindi la collega, la signorina che dorme con lei, capito? Lei è andata per lavoro. Quante cose la vita. O pensi alla tua vita, alla tua salute o pensi ai tuoi beni. Vai, 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 vai. Lui ha la precedenza. Che cosa è meglio fare? Pensare alla tua vita, salute o ai tuoi beni? La salute. Anche a tutte e due. Quello. Fare i soldi, guadagnare. Comincia a capire, speriamo che cominci a capire che la vita non è a 29 quasi 30 anni. Da quest'ora da là perché lì c'è Sì. la boutique.
Dimmi tu, solamente le calzine ti prendo? Però andiamo assieme. Neanche mi ricordo più. Ah, qui. Non so parlare a questo braccio. Sto zitta. Non faccio certe cose, a volte mi arrabbio perché il dolore è grande. Però che cosa posso fare? Tagliarmi un braccio. Ok, sei sul tuo carrello, quindi non c'è problema. Adesso andiamo assieme. Tirami su il freno a mano.